Oltre ai partiti tradizionali, a Rovigo scendono in campo anche due schieramenti di liste civiche. Da un lato Silvia Menon, consigliere uscente, che sotto lo slogan "Facciamo succedere solo cose belle" ha riunito due liste fatte da professionisti ed esponenti della società civile. Fuori da ogni logica di partito, l'unica cosa a cui si è leali, dice, è il programma. Nel breve occorre innanzitutto manutenere strade e marciapiedi. I soldi ci sono, erano stati tenuti per l'ultimo anno di amministrazione prima delle elezioni. Quindi si parte da 1,2 milioni di avanzo e da dei fondi appostati in bilancio e si inizia per priorità, ma poi anche parcheggi. Purtroppo il centro si sta svuotando e quindi più parcheggi ne creeremo di più e abbasseremo la tariffa a €1. Inoltre dal venerdì alle 13 il parcheggio diviene gratuito, ma poi pensiamo anche al futuro, alle prossime generazioni e quindi innanzitutto qui in centro devono vivere gli studenti dell'università, non confinati in campagna. E poi vogliamo il cinema, può essere riaperto il vecchio cinema con i contributi della legge Franceschini o anche in Piazzale di Vittorio. Si candida a primo cittadino anche Ezio Conchi, ex vice sindaco di Forza Italia durante l'amministrazione di Bruno Piva, che aveva preceduto Massimo Bergamin. Avvocato, questa volta sceglie di correre con due liste civiche per non guardare al passato, ma pensare ad una città del futuro. Il cambio a Rovigo ha un senso e un significato non solamente simbolico, è proprio l'intenzione di una discontinuità con il passato. L'altra, che si chiama Rovigo Futuro, è stata volutamente scelta perché noi non vogliamo perdere tempo a giudicare il passato, ma vogliamo progettare un bel futuro. Primo punto fondamentale è la messa in sicurezza del bilancio. Noi sappiamo che ci sono delle grosse difficoltà da un punto di vista economico, il bilancio è in sofferenza per via di esposizioni debitorie, alcune già consolidate e altre che purtroppo si staranno consolidando, quindi queste vanno assolutamente sistemate. Parliamo dell'ordine di quasi 9 milioni di euro, quindi non sono cose da poco. Sistemata questa posizione anche attraverso una transazione che deve essere ovviamente rispettosa nell'interesse di tutti, si può pensare ad utilizzare le risorse che rimangono per fare tutto quello che serve ed è tantissimo.